Eccola qui, l'economia del Veneto degli ultimi mesi sta tutta in questo grafico e guardandolo non c'è da stare allegri. È un consuntivo molto negativo quello messo in luce dal rapporto regionale sul primo semestre elaborato dalla Banca d'Italia. La recessione internazionale ha provocato una contrazione della produzione industriale del 18%, con punte più alte nei settori della meccanica e della trasformazione dei metalli, ma anche in quella dei beni di consumo. Noi abbiamo vissuto in questi 6 mesi una delle crisi più gravi per l'economia del Veneto, che forse non avevamo riscontro negli ultimi 50 anni. È una crisi che ovviamente è italiana e del mondo, soltanto forse iniziamo per il terzo trimestre a avere dei primi segnali di ripresa. Difficile la situazione nel comparto delle costruzioni, con un mercato immobiliare ancora fermo e in flessione anche l'attività del terziario, soprattutto per le aziende dei trasporti. In netto calo le esportazioni diminuite del 20%, contenuto invece il calo delle presenze turistiche. A preoccupare di più comunque è il mercato del lavoro. Preoccupa molto perché non solo ha avuto l'accelerazione dell'uso di tutti gli stabilizzatori sociali disponibili, ma è qualcosa che segue un pochetto la diminuzione della produzione, quindi in qualche modo ci dobbiamo aspettare che lì i sintomi non sono ancora buoni, insomma. Intanto, mentre si registra una ripresa dei mutui accesi dalle famiglie dovuta probabilmente al calo dei tassi di interesse, si rileva anche un aumento dei prestiti scaduti e più in generale un problema diffuso legato al credito alle imprese. Non è una stretta, è semplicemente che è un momento difficile di discernere quelle che sono imprese che hanno prospettive ovviamente di ripagare quanto gli viene prestato e quelle che invece potrebbero non averlo. Quindi è un periodo di cautela e ovviamente però l'importante è che invece tutte quelle che sono in difficoltà di liquidità però che hanno prospettive di riprendersi, queste non siano abbandonate.